In meno di 24 ore i carabinieri hanno chiuso il cerchio attorno al presunto autore della rapina all'Aliper di Monselice. Si tratta della terza avvenuta in pochi giorni nel territorio padovano, considerando prima quella avvenuta all'Ali di via Tre Garofani a Padova e poi al Prix di Piombino Dese. Nel supermercato di via Squero a Monselice, un uomo con il volto coperto armato di coltello ha minacciato una cassiera facendosi consegnare circa 500 euro per poi fuggire a piedi. Da subito sono scattate le indagini dei carabinieri di Abano Terme e Monselice, supportate dalla polizia locale. Le indagini delle telecamere di videosorveglianza comunali e private hanno permesso agli investigatori di ricostruire passo dopo passo il percorso del rapinatore, dall'uscita da un affittacamere del centro storico all'arrivo del supermercato fino alla fuga. Proprio durante la corsa l'uomo si sarebbe liberato di passamontagna, berretto e giubbotto, mostrando dettagli fisici fondamentali per la sua identificazione. L'incrocio tra i filmati e gli accertamenti nella struttura ricettiva ha portato i militari a un 38enne pugliese, già sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali e domiciliato in una comunità di recupero a Tribano. Nel corso della notte è scattato il blitz. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato il coltello e gli abiti compatibili con quelli ripresi dalle telecamere. L'uomo, ritenuto responsabile anche di 2 precedenti rapine, prima al Val Fortuna della stazione ferroviaria e poi al negozio Tigotà di Conselve, è stato fermato e portato nel carcere di Padova.